Diciamo, spieghiamo in termini molto semplici che cos'è questa influenza, questo virus H1N1 che poi è stato soprannominato influenza suina. Ecco, l'H1N1 è impropriamente chiamato influenza suina perché con i maiali, come sappiamo, non c'entra nulla. Comincia ad evidenziarsi in Messico in gennaio, ma in realtà poi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne viene a conoscenza solo qualche mese dopo, e quindi diciamo che da un punto di vista del numero dei casi in Messico non sapevano che era in casa, non sapevano quanti morti c'erano e quindi si era diffusa una situazione di notevole insicurezza. Poi in realtà abbiamo visto che quando si è diffusa negli Stati Uniti e in Europa l'impatto come numero di malati ma anche come numero di persone che rischiavano la vita si è ridotto, tant'è che in Italia allo stato attuale abbiamo avuto purtroppo un decesso su alcune migliaia di casi, e questo perché vi erano delle situazioni di gravi complicanze alla base, cioè un cardiopatico. Quindi c'è un soggetto a rischio. Esatto, questo cosa vuol dire fondamentalmente? Che si tratta di un'influenza che ha una situazione paragonabile probabilmente a quella che noi affrontiamo di solito e che quindi anche come sintomi è perfettamente sovrapponibile, vale a dire dopo un tempo di incubazione medio che è dell'ordine di 3-5 giorni in media si sviluppa la presenza di febbre superiore ai 38 gradi con mal di gola, quello che definiamo faringite, con complicanze di tipo tracheitico, quindi infiammazioni della trachea e dei bronchi, raramente polmoniti. Alcune volte, specialmente nei bambini, può creare diarrea. Ecco, nei bambini piccoli c'è una particolare preoccupazione perché può esserci una febbre più elevata con la presenza di vomito e diarrea un po' più frequente rispetto all'influenza normale, e può avere un andamento un po' più grave nei soggetti a rischio, vale a dire i cardiopatici, come abbiamo detto. La interrompo, vedo sì. Subito il primo messaggio, così diamo certo. Anche a tamburo battente. A chi ha malattie genetiche di tipo vascolite, cosa può succedere in caso venga colpito da questo virus? Ho un figlio di 20 anni che è affetto da morbo di Beckett. Sì, Behçet. Il morbo di Behçet è una malattia autoimmunitaria, vale a dire una particolare condizione in cui il sistema di difesa è anomalo. Ecco, in questo caso noi consigliamo la vaccinazione perché il sistema di difesa non è sufficientemente capace di difendersi in maniera congrua. Ecco, riprendendo il discorso di prima, quindi diciamo che la complicanza broncopolmonitica o quella dell'insufficienza respiratoria è una complicanza fondamentalmente rara. Si è verificato, come dico, in 2 casi in Italia, di cui uno è deceduto. E l'utilizzo di farmaci in quanto antivirali come il Tamiflu, che è stato largamente utilizzato, in questi casi va assolutamente ristretto perché il rischio è che si creino delle forme altrimenti di virus influenzale che diventa resistente. Quindi nel caso in cui noi dobbiamo curare delle persone che hanno delle gravi complicanze, poi ci troviamo con un virus mutato che non va bene nemmeno poi per il vaccino. Ecco, quindi fondamentalmente è un messaggio anche ai medici di famiglia, dove si tratta con l'antifebbrile, si tratta con l'antibiotico nel caso in cui vi sia una complicanza infettiva perché si sovrappongono i batteri tipo il pneumococco, ed è per quello che negli anziani, ad esempio la Regione Veneto, fa una campagna di vaccinazione antipneumococcica diffusa, e questo salva molte persone non tanto dal virus influenzale quanto dalle complicanze che ne derivano.